E quando segniamo? Ce la stanno regalando una continuazione e manco segniamo, ma vaffanculo! Amici Pellini, mamma mia, forza Napoli sempre, perché qua non si sa mai. Vedo giù, vedo cose, capiti, positivi, l'ASL, un macello, non ci pensiamo. Solo il campo, solo, madonna mica brutti, ma solo il campo. Forza. Comincia molto bene Koulibaly. Lozano alla izquierda, non alla derecha, alla izquierda, quindi... Popotta. Lozano che si era ritrovato a destra. Dai Lozzi, te ne sei andato. Il cross di Lorenzo. Mamma mia. Ah, si è fatto male, per questo non esulto. Pensavo che aveva fischiato qualcosa di disonesto. Mamma mia, amore. È un colpo di testa, incredibile. Dai. Bravo Petagnone, Bobotta. Se ne cadeva lo stadio. Bravo Demme, così. Io con Demme a rizzo, lo sapete. Fa tutta la differenza in tutta la squadra. Smettetela di non vederlo. Smettetela. Attenzione. E che è l'Eurogol di tutta la stagione del 2021 in Europa. Ha pigliato pure la traversa, stu figlio. Bravo Koulibaly, hai evitato una cazziata a Bobotta, che c'è Gattuso che sta ancora gridando. Bravo Elmas. Diamantino grezzo è tornato. Bravo. Diego Demme. Niente di meno che ha fatto Chis. Ma fa sempre Chis, che facciamo gol e poi ma pigliamo sempre un schiaffo a roppe e ci facciamo recuperare. Madonna mia. Io spero che aver subito questo gol ci fa capire che siamo in controllo, sì, ma dobbiamo chiudere la partita, non è possibile. Chiudila adesso, vai Politano, esatto, niente. No, bisogna chiudere, non ti puoi permettere di rilassarti, di sentirti bello, di giochicchiare, non puoi, devi andare. Buono Bobotta per Politano, dai, bravo, mettila bene. No, nessuno, dove sta Gulam? Che succede? Sta là Bash. Le preventive, la paura. Lozano! Mamma mia! Lozano, amigos mexicanos. Che rico, so lindo, inglese, English, Spanglish. Si troppo nu mostra. Un Eurogol. Bravo Bobotta. Così, aggressivi, così non ripartono. Riempi l'aria, vedi Di Lorenzo come riempie l'aria, perché ha capito. Vedi una palla lunga che poi possiamo prendere le seconde palle. Così mi sta piacendo, c'è una nuova soluzione. Ed è Demme. È arrivato il momento di lasciare i like per Lozano, ragazzi, facciamo contenti anche i messicani che ci guardano. Ivan, Lozano, mamma mia. Forza ragazzi, non facciamo scherzi, che comunque abbiamo dato già fin troppe occasioni all'Empoli, Sono primi in Serie B, tutto a posto, ma in Serie B. Cioè, valgono una squadra che retrocede in Serie A. Quindi non facciamo scherzi. Adesso entreranno anche a qualcun altro, perché non ci dobbiamo stancare. Forza. Dai Gulam, fai valere l'esperienza almeno. Non dico il fisico, perché Gattuso sono 5 minuti che sta gridando a Politano, perché se lo vedo ritorna svogliato, hai capito? Ritorna piano piano. A differenza tra Politano e Insigne, che se voi non lo notate. Ce l'ha. Ci sta. Io pensavo che era tirata. Bellissimo Demme, dai Petagnone. Mettilo bene.
Beh, rigore netto purtroppo. Se tu gli vai dentro la gamba è rigore netto che ancora una volta non ci danno. Ma va bene. Boom. ma se non c'era sto rigore qua, no? Ma quando ci avranno un rigore? Quando ci avranno un rigore? Bravo Ramani, dai, questo è un intervento che ti fa stare bene psicologicamente, perché alcuni sono fragili mentalmente. Dai Lozano, Petagnone. Cazzo. Ma io Petagna sta facendo un lavoro alla Lukaku. Lo posso dire? Nei commenti ditemi, stai fuori cagap. Era letta la sostituzione. Come ve l'ho detto prima, perché io le cose le dico prima. Ma stiamo pigliando nato contropiede, io non ci posso credere. Non ci posso credere. E uno a fil di palo e un altro a fil di palo. Cioè questo chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Però ce lo meritiamo, ce lo meritiamo. Perché siamo bellini, abbiamo delle cose così, e poi non segniamo e stiamo concedendo comunque troppi cose, perché a centrocampo Elmas sta venendo meno e quindi siamo uno in meno e ce lo meritiamo. Dai Lozano, dai che sei l'unico. Aspetta, babbo. Dai! Quando segniamo? Ce la stanno regalando una continuazione e manco segniamo, ma vaffanculo! Madonna santissima, io pensavo che era troppo lungo, quello Lozano ci è arrivato pure. Dai Fabian! Madonna mia, che mazza! Ramani! Non voglio manco esultare, con me pedale, non voglio esultare. Niente amore, niente di niente. Dai, basta. Fabian ha fatto un fatto. E poi se l'è portata su Lissa a Mercellini, va bene. Tu cross pericoloso, loco. Dai Fabian. Vabbè. Mannaggia tutta cosa. Lo vedete Zielinski là? Sta molto più dietro di Fabian. In questo momento stiamo costruendo 4-3-3, perché tutti gli effetti si stanno alternando da mezzala che va più avanti quasi sotto punta. Vedi, proprio il vertice basso Dem. Il problema è la fase difensiva e ne parliamo live, perché ho capito. Zielinski si è scartato pure a Insigne. Eccolo là. Mamma mia. No. Sapete la grande squadra cosa fa quando gioca contro una squadra piccola e sta in vantaggio? Addormenta la partita. È mai possibile che non siamo in grado di addormentare la partita? E da New York, Valerio Fluido è tutto. È una sofferenza che non ci meritiamo, ma ci sono dei motivi ben precisi che vi dico in live. Andiamo? Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.